E invece quando nascevano i bambini, cosa succedeva? Quando nasceva uno più, quando devia andare sul biglietto venia dal locale, abrevao, sempre con i pregos. E diventa sottoscritto. Quando andava militare, sa mamma donava gusto subito. Quando se la fai del danno, con sicuro una benedizione. Il mondo non lo fa in bruso però, il mondo non c'è più. E invece per il battesimo come avveniva? Per il battesimo andava a battere sul Pio, andava sul babbo, la mamma no, perché la mamma non poteva vestire, pensa che non andava in chiesa, e noi non più nessuno, andava sul babbo, però sul babbo, di piena varrai, in sa volta di chiesa, che non deppia intendere, quando su predi narrava su credo, il credo al bambino, che chi è che intendeva su babbo su credo, non di su predi, che su più bessi a sudro, tutto dicioso, ma questo con tutti i dicioso che erano prima, che deva contenti, non del nonno del nonno mio, e del nonno mio. Poi, si è andato adesso a battiare, si è andato dove sono Pio. Sopra Pio di per si battiava ai 8 mesi. Chi non fu battiava ai 8 mesi, non andava su prete e si fa la visita. E la mamma poteva uscire? No, sa mamma non doveva uscire, fino ai 40 mesi. Ai 40 mesi andava in cresiare. Poteva subire Pio, andava su stretti ad accompagnare a crisi. E andata in cresiata, sa, poteva tornare a vestire. Ma pensa che non fu in cresiata non poteva vestire. Quando fu incinta non poteva saltare una buona, e su di più vestire fuori. Non posso uno dice.